ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Ve l'avevo promesso, un'altra puntata dedicata al matrimonio, ma spazieremo anche. Quindi do davvero il benvenuto, anzi il graditissimo ritorno di Mauro Belcaro, fashion designer. Buongiorno Mauro. Buongiorno. E buongiorno anche alle bellissime Fernanda e Nuna che sono tornate quest'oggi con noi. Ascolta Mauro, ho detto matrimonio ma non solo, perché qui si parla un po' di una rivoluzione nel modo di concepire il matrimonio. Beh, realmente, sai, il matrimonio rimane sempre matrimonio, però dai, diamo un tocco frizzante, cerchiamo di completarlo, diciamo, al 100%. Ascolta, tu sei venuto a parlarmi di un'associazione, cioè il nome che troneggia sopra le nostre teste, DOC. DOC. È l'acronimo di? Department of Communication, Dipartimento della Comunicazione. È nato proprio in Camera Nazionale della Moda a Milano, naturalmente facendone parte sia come azienda, come Rosicaro, ma anche lavorandoci dentro come presidente Young Designer Provibiri, io e la figlia di Roberto Cavalli. Ecco, fermati un attimo, noi ti abbiamo conosciuto come figlio di Rosy Garbo nella scorsa puntata. Sì. Adesso tu mi hai detto Young Designer, sei il presidente. Che cos'è per noi profani di moda? Spiegacelo. È tanto e non è niente. Cosa vuol dire? La Camera Nazionale della Moda è molto importante per tutti gli stilisti che fanno parte in Italia, perché la Camera Nazionale della Moda di Milano è l'ente, è un'associazione anche loro, un ente che muove un po' il calendario del pret-à-porter a Milano e in realtà a Roma, quindi da Versace, Gucci, tutti quanti. Tutti i grossi marchi. Tutti i grossi marchi, infatti per entrarci non è così semplice, non è accesso a tutti, ma bensì deve avere un certo company profile, comunque deve avere delle caratteristiche importanti, internazionali soprattutto anche. Di cui 16 anni che siamo noi associati con Rosy Garbo, e da 3 anni che io ci lavoro dentro, naturalmente con la figlia di Roberto Cavalli, perché sì. Per te è Roberto, sì, ma per noi è Roberto Cavalli. Ecco, che spieghiamo Next Generation, Incubator, questi vari concorsi che mettiamo in opera, in azione, dalla Camera Nazionale per i nuovi stilisti giovani emergenti. Quindi gli diamo la possibilità, per esempio Next Generation, un concorso molto bello, di partecipare, gli creiamo 2 anni di promozione delle sue collezioni, gli diamo i laboratori, gli diamo tutto quello, il budget per sfilare a Milano, naturalmente con i big. Quindi dopo se sei bravo ce la fai. Le carte emergi, se no. Esattamente, se no. Quindi questo è Young Designer. Sì, noi... All'interno di questa Young Designer vi viene quest'idea. Ci viene questa idea per il momento di crisi mondiale della moda, naturalmente. Così, insomma, eravamo un po' chiacchierando tra amici, ecco. E niente, abbiamo studiato un giorno, 2, una settimana, 2 mesi, 3 mesi, un sistema per cercare di tutelare il nostro, sia Made in Italy, ma anche la moda nel mondo. Quindi abbiamo diviso un po', per esempio, la base. Abbiamo fatto Padova, Milano, New York e Mosca e l'abbiamo diviso in contenitori l'Italia, per esempio, e abbiamo preso le regioni, quindi dal Veneto alla Lombardia, adesso abbiamo Lazio e la Sicilia, non ancora tutte le regioni perché siamo nativi dal settembre del 2011. Quindi è recentissima. Recentissima, sono contenitori come una bottiglia finché ci rimane dentro, finché c'è spazio naturalmente. Ecco, qui stiamo anche vedendo delle fotografie se non sbaglio. Sì, qui siamo alla presentazione l'anno scorso con Moreno Morello, sono io seduto sotto lo schermo con Iana, Carlo Baratto e Anna, che sono sempre del direttivo DOC della nostra associazione. Niente, a contenitori cosa cerchiamo di mettere dentro? Dalle modelle, i modelli in primis, ma c'è il parrucchiere, il trucco, il parrucco, la villa, le case di moda, i negozi di moda, gli hotel, le spa, le beauty farm, i chirurghi, i dottori, tutto quello che ci serve a noi, quindi un tot di tutto. Faccio un esempio: a Padova in Camera di Commercio ci sono oltre 600 fotografi iscritti, me ne bastano 6, cioè un tot a tutto diamo, e quindi con la nostra spirale riusciamo a lavorare un po' tutti noi. È una lobby di alto livello, una lobby di moda importante, internazionale. Siamo partiti da poco ma abbiamo già grossi risultati, di cui abbiamo grossi nomi associati, dal direttore Rai più che, quindi abbiamo Angela Trump americana. Stiamo crescendo molto, ci piace molto, ci sinergizziamo tra noi molto, ci crea indotto di lavoro, bella gente, opportunità, divertimento, un po' tutto per crescere professionalmente. Pensi sia un buon antidoto alla crisi lavorare così in rete? Sì, io vedo che infatti ogni giorno un sacco di curriculum ci arrivano un sacco di telefonate perché sentono parlare di una cosa così, naturalmente con
non dico spesa zero, ma con poche spese hai un indotto di clientela maggiore, hai un indotto di pubblicità, grande visibilità, immagine più alta, ti diamo la possibilità di usare il nostro portale, tutto quello che diamo noi, naturalmente come associazione culturale, no profit, naturalmente, a noi ci piace molto perché sta crescendo velocemente e soprattutto seriamente, che è quello che noi vogliamo, quindi il casting serve a noi, ma dalla modella all'albergo, noi cerchiamo di capire chi sei, da dove vieni, cerchiamo di fare un casting selezionatissimo, appunto perché... Quindi non aperta a tutti, ma solo a quelle realtà accuratamente che necessitano noi e naturalmente che vanno bene a loro. Ecco, allora facendo un esempio, io cosa potrei trovare? Io devo organizzare un matrimonio, cosa posso trovare in DOC? Ecco, in DOC qui abbiamo creato adesso, che sarà prossima l'apertura a fine giugno, la Maison DOC, abbiamo creato una Maison DOC, di cui abbiamo messo in mezzo da Palzileri a Rosigaro, tutti i vari marchi di abbigliamento, più scarpe, più le nostre accessori bomboniere, ecco, i qui bouquet. ci hai portato una rappresentanza. Esattamente, i catering, Franco Ruzza, tutti i nostri un po' più importanti, necessari e bravi veneti, li abbiamo messi insieme in questa villa del 400 a Piove di Sacco, si chiama Villa Barchessa, di cui sotto lavoriamo con la Meridiana, che è un ristorante che collabora già con noi, quindi abbiamo creato questa villa che creiamo moda, architettura e cucina, tutto assieme, quindi si fa l'evento, il matrimonio. Ecco, questa deve essere l'immagine, se non sbaglio. Sì, questa è una parte della nostra barchessa. Ecco, quindi all'interno di questa villa, uno che dovesse organizzare il proprio matrimonio, vieni lì, hai tutto, trovi tutto, dalla stessa location per l'evento, dallo stesso ristorante, ma vieni sopra su tutto il nostro soppalco, trovi tutto quello dall'abbigliamento, agli accessori, addirittura abbiamo il parrucchiere interno, abbiamo il truccatore interno, abbiamo tutto, esci una vasta gamma di con un pacchetto tuo, con tutto il massimo che puoi trovare a buon prezzo, naturalmente, perché naturalmente cercando sempre di usare di contenere i prezzi, sì, visto sempre il discorso di crisi che facevamo prima. Bravissima. Ascolta, tu pensi sia una buona soluzione? Perché io so che il matrimonio è un giorno abbastanza frenetico, spesso gli sposi si lamentano dello stress, oddio non so dove andare, dove trovo la location, piuttosto che il parrucchiere, il fotografo, i fiori. Esattamente, da questo è nata un po' la nostra idea, per la difficoltà delle nostre sposine o comunque generali che hanno nel momento del matrimonio, quindi si parte 2 o 3 anni prima per avere tutte le cose in ordine, ci vuole un tempo psicologico, mentale, monetario, tante cose che noi con un click fai tutto, quindi direi che uno viene e trova tutto. Venite a provare, almeno per bere il nostro prosecco. Quindi perché addirittura qui tu ci hai portato il prosecco con il marchio DOC. Che lo facciamo noi assolutamente con le nostre cantine associate. Che dopo noi testeremo, sarà un duro sacrificio. Anzi, per queste splendide torte, chi dobbiamo ringraziare? Qui il maestro Franco Ruzza, la mappa, per noi sempre nel cuore, perché oltre a fare una scenografia sempre meravigliosa, ma di alto livello di qualità di cibo, di professionalità, di velocità, in Veneto veramente, ne abbiamo anche altri associati, ma per me Franco... Ma lui sa fare la differenza. Sì, anche perché sono proprio vere e DOC proprie lui. sculture, voglio dire. Sì, lui è proprio DOC. Beh, quindi DOC, abbiamo detto, è l'acronimo di Dipartimento della Comunicazione, ma in realtà indica anche l'eccellenza. Assolutamente, e non per questo abbiamo dato un nome DOC, perché tanto il logo DOC arriva dalla scomposizione dell'infinito realmente, sai, perché dopo si divide dell'infinito, si divide, diventa una D, una C, una O, però dando questo DOC può andare bene dal catering, può andare bene dalla villa, dall'abbigliamento, dal ristorante, dall'albergo, c'è un acronimo per dare un simbolo di qualità. Senso. Sì. E non a caso la corona. Certo che sì. Quindi tu vuoi, diciamo, riassumere tutte quante le eccellenze. Esattamente, quindi siamo in Veneto per fare il Made in Veneto, per portarlo sia in Veneto, in Italia, ma anche all'estero e naturalmente con le altre regioni trovare un po' il meglio, la professione, fare squadra per lavorare. Mi pare di capire che gli sposi diventano un pochino essi stessi wedding planner, perché lì hanno tutto e quindi riescono ad organizzare... Brava, perché se non ti va bene Rosigarbo ci sono tanti altri marchi che ti propongo, se non ti va bene il nostro catering o la nostra villa te ne presento tante altre, tu vieni lì, hai tutto. Però se dici no, ma questa villa per esempio non mi piace, no? Bene, ti faccio vedere la foto di questa, il prezzo, sai già, se riesci a coordinare velocemente un po' il tutto. Con un unico viaggio senza dover andare separatamente dal fotografo. Esattamente. Ascolta, ma non è che questa idea ti sia venuta nel corso della tua esperienza lavorando con tua madre, con tutte quante le spose che si lamentavano? Sì, ma realmente questo, ma anche riguardo agli altri stilisti, alle altre case, da Pignatelli, o come, insomma, li conosciamo un po' tutti e i problemi come li abbiamo noi, li hanno gli altri. Sono sempre quelli. Sono sempre quelli. Noi cerchiamo di aiutare, agevolare, dare un senso
perché naturalmente anche la velocità adesso del tenore vita è aumentato. Il tempo libero sappiamo è il bene più prezioso. Bravissima, quindi dando una possibilità anche così di fare un weekend, vieni a mangiare, vieni a provare da noi la villa, fai una passeggiata, vedi la location, ti provi un capo, provi il trucco, provi il parrucco, abbiamo tutto interno, quindi anche solo per curiosità, è anche bello solo per curiosità. Dopo che vieni per il tuo matrimonio, sono sicuro che sarete contenti se venite. Ecco, matrimonio però non solo perché magari uno deve organizzare una festa di un Sì, certo tipo, assolutamente. quindi mi pare che questo si Guarda, presti bene lo stesso. stiamo organizzando anche addio nubilato più che celibato, festa di laurea, abbiamo fatto il 25esimo. Quindi in genere tutte quante, diciamo, le feste un po' mondane, Certo. dove si necessita scintillio, arrivate voi. Beh, grazie, mi piace come cosa, grazie. Ascolta una cosa, altra tua creazione è stato battezzato dai giornali il Facebook della moda. Sì. È sempre il nostro portale di Doc, che è www.docstile.it. E mettiamo insieme tutte le nostre figure di Doc e tutti i nostri associati, dandogli la possibilità, e gli creiamo noi il sito internet dentro, quindi partenza sempre dalla modella, o che sia quindi artisti, comprende modelle, cantanti, ballerine, tutto il ramo artistico, musicisti, che sia ramo aziendale, che sia in negozi di moda, dove ti trovi, che se sei hotel, se sei tutto quello che serve a noi, diviso in tra aziende e artisti. Quindi è anche un modo per far incontrare gli addetti ai lavori Esattamente, del settore. è un incontro assolutamente sia fisico sia virtuale con il nostro working network. Pensi che magari possano nascere anche unioni, magari che ne so... Sì, ma stanno nascendo tante unioni, non una, perché realmente diventa una grossa famiglia, anche solo la conferenza presentandoci, sapendo chi siamo noi, chi sei te, cioè, è quello la sinergia realmente, ci conosciamo, ci diamo fiducia, siamo già selezionati perché il casting vieni selezionato perché se deve essere serio, deve avere certe caratteristiche, quindi sei anche più tranquillo in un certo senso. È bello, ci piace, si lavora, sta crescendo molto, ci conta molto, insomma. Allora, visto che oggi parliamo di matrimoni, aiutami un po', ma se le nostre amiche da casa dovessero organizzare un matrimonio, da dove si parte? Il matrimonio dall'uomo, scegliamo l'uomo giusto intanto, prima di tutto perché tante ragazze dopo le vedo che si sfidanzano che non mi piace. E quindi allora, in primis l'uomo giusto. L'uomo giusto. Però la perfetta organizzazione, quando i clienti arrivano alla vostra maison, da dove si parte? Dal ricevimento piuttosto che dalla scelta dell'abito? No, io dico sempre di partire un po' dalla storia chi sei te. Quindi quali sono le tue mansioni, che lavoro fai, da dove vieni, quali sono i tuoi amici dagli invitati alla festa, dobbiamo dare una certa immagine così, ma perché così è un po' lavorativo, cercare proprio psicologicamente capire perché il matrimonio. Dopo di qua si inizia a fare anche con le mie ragazze uno studio di tutto un po' dell'immagine della persona, quindi dall'abito, dal colore di carnagione, più che va bene con questo, cercare proprio dall'abbigliamento prima di tutto. Poi dall'abbigliamento cerchiamo la location, definiamo che tipologia di abbigliamento abbiamo e lo definiamo con l'arredamento, con i cibi stessi, quindi gli diamo un senso logico un po' a tutto. Se no si rischia di stonare. Sì, tanti particolari, invece se dai un equilibrio a tutto, la persona... È un po' come una cosa tira l'altra, mi pare. Sì, esattamente, è come fare una collezione, è la stessa cosa, devi abbinare i colori giusti, devi abbinare i tessuti giusti, devi abbinare un po' in sintonia tutto, perché sennò... Ecco, mi piace una cosa che hai detto, tener conto psicologicamente uno cosa vuole, quindi il matrimonio non più concepito come quella cosa che uno deve fare per forza. No, noi siamo un po' consulenti di immagine in festa. questa cosa, ci piace molto perché abbiamo già clienti come consulenti di immagine fine a se stessi, ma adesso sta arrivando questa consulenza che vedo che piace molto al matrimonio. Quindi andiamo non solo un wedding planner, quindi hai tutto bene, ti piace questo, non apprezzare, no, noi cerchiamo di coinvolgere, capire perché ti piace più questo, ma ragioniamo, ma sei sicuro che vediamo così, cerchiamo di lavorare poi il tuo uomo, fammi conoscere il tuo uomo, la tua mamma con me, fammi presentare, cerchiamo di lavorare proprio in se stesso anche nella consulenza di immagine al matrimonio. Quindi il matrimonio concepito come festa. Sì. Ascolta, visto che di feste stiamo parlando, abbandoniamo per un attimo solo il matrimonio, Sì. perché è estate, inizia la stagione della spiaggia. Certo. E io non a caso ti dico questo perché tu hai portato la moda anche in spiaggia. Ah sì, che bello, lì ci divertiamo molto, lì è divertente, sì, i nostri weekend effettivamente quest'estate sarà molto sottomarina, ma stiamo portando anche a sottomarina un po' di moda, ma perché? Perché rimaniamo sempre nel stesso discorso prima, made in Veneto. Abbiamo delle capacità in Veneto, abbiamo delle bellezze, parlo di spiaggia, ma
sono così belle le nostre spiagge, perché non valorizzarle? No? E quindi che cosa avete creato? Quindi ci hanno chiamato per un associato nostro doc, ci chiama ragazzi doc, venite a Sottomarina a darci un po' una mano per la comunicazione, per il marketing, e noi abbiamo detto facci vedere dove è la location, abbiamo detto sì, e adesso ci stiamo impegnando con loro naturalmente per promuovere le spiagge di Sottomarina, perché alla fine ci siamo concentrati in una che si chiama Lido Azzurro Village Dock, no? Però cerchiamo di ampliare un po' tutto il mercato di Sottomarina, quindi abbiamo collaborazione con gli alberghi, con i ristoranti, cerchiamo di creare il pacchetto clienti da New York più che da Mosca, portare lì naturalmente cos'è che coinvolge un po' tutto, con noi è la moda. Quindi mettiamo dentro da più stilisti, cerchiamo di creare una situazione dentro che c'è il massaggio con la Galileo Wellness Spa con Alessandro, cerchiamo di creare con Happy Fit la palestra dentro, tutti i nostri associati doc, abbiamo la possibilità, tu vendi il prodotto, tu mi fai la palestra, tu mi fai il massaggio e noi facciamo le sfilate, quindi diventa un village doc, che è un po' diverso, è tutto, un po' di emozioni. Però sei in spiaggia. Sei in spiaggia, naturalmente. Quindi ci sono loro che sfilano anche in spiaggia. Tutti i giorni, no, tutti i giorni, sabato e domenica, 2 o 3 volte al giorno. Campana e parte delle ragazze. Sfilata in spiaggia. Sì. Quindi un modo chiaramente per promuovere i prodotti dei Certo, negozianti che sfilano, certo. però giustamente tu facevi una riflessione. Noi siamo in quella spiaggia, ma questo poi crea indotto anche per tutte quante le attività collaterali. Sì, esattamente, che sono già associate a noi, perché abbiamo anche le spaglie associate, non solo l'Ilio Azzurro, ma per esempio anche il Sand, o comunque sono già con noi, cerchiamo di implementare, ma ripeto sempre, per essere un po' made in Veneto, dobbiamo essere squadre, unirci, non focalizzarci in una cosa e questa è mia non te la do a nessuno o è meglio della tua. No, no, anzi cerchiamo di creare qualcosa assieme. La crisi c'è, si sente, se non facciamo squadra vincente ragazzi non ce la faremo. Ecco, mi pare di capire che proprio così sia nata questa spiaggia. Hai detto è stato un nostro associato a chiamarci, certo. e noi ragazzi doc abbiamo insomma Esatto. risposto a questo. Esattamente. Quindi ancora una volta l'importanza di fare rete. Ascolta, io permettimi così una riflessione, ti vedo estremamente appassionato a quello che fai. Quanto conta la passione per avere successo nel lavoro? Beh, il successo spero di averlo, ma non l'ho ancora visto nel senso buono, però conta molto la passione, sì, sì. Ma d'altronde come tutte le cose, è come fare una torta, è come fare un abito, se non c'hai passione non verrà mai bene una cosa, ma penso anche nel tuo lavoro, se non c'hai passione in quello che fai, non penso. E quindi avere la passione, avere la squadra giusta, avere le opportunità, perché ci vuole anche un po' di opportunità, e anche la fortuna, perché ci serve anche quella, secondo me ci sono possibilità di crescita, ecco. Tu hai avuto fortuna nella tua vita? Ti reputi fortunato? Parlavamo giusto l'altro giorno, non so che io sono con Luna, che fortuna, sì, di avere una famiglia splendida, quello sì, di avere delle amicizie, di vivere in una città, certo sì, però parlavamo l'altro giorno di vincere, non ho mai vinto un centesimo in tutta la mia vita, porca vacca. Quindi dici fortuna, Fortuna, ma sì. non troppo. Non troppa, esatto, non troppa, sì. Ascolta, com'è stato essere il figlio di Rosy Garbo? Nel senso, tua madre ha dovuto conciliare lavoro, famiglia, non penso sia stato facile. Ma da parte mia, anzi, facilissimo, diciamo. nessun problema, anzi, perché realmente mi ricordo anche fin da bambino, per esempio anche ho scritto dei libri di cucina, so anche cucinare, ma perché? Perché da bambino mia madre non c'era mai, naturalmente, perché lei aveva sfiato a Roma, a Parigi, di qua, e ci lasciava a casa, no, con la babysitter. Non mi piaceva la babysitter, cosa faceva? Allora mi impegnavo io a farla a 4-5 anni, quindi da 4-5 anni in poi ho sempre cucinato per tutta la mia famiglia, lo stesso anche per mia madre. E quindi avendo un fratello di un anno di differenza siamo cresciuti assieme, non ci serviva nessuno, facevamo il casting alla babysitter perché la volevamo bella, però Già da lì sì, la sì. tua vocazione per la moda. Ascolta, quindi non è vero che i giovani italiani sono tutti quanti fannulloni, mammoni? No, a 14 anni io ero già a Malta per fare un anno di scuola estera, comunque anche mio fratello, sia lui che io a 18 anni siamo andati a Londra tutti e due, poi a Madrid, New York, Milano, insomma abbiamo... non vedevo l'ora di partire. Viaggi spesso? Sì. Qual è la città dove ti senti più a casa? Beh, New York... Dopo Padova, ovviamente. Beh, New York, Londra e Milano, queste sono le mie tre città che mi sento a casa. Le tue città favorite? Ascolta, i matrimoni lì come sono? Beh, New York è una gran vetrina, ma non si sposa nessuno. Quindi, Ah no? New Non York- c'è la nostra Io parlo di tradizione. Manhattan, perché New York per me è Manhattan, dopo che l'America comprenda altre. Manhattan è una città, se qui è veloce la vita, là è super veloce. Quindi non c'è tempo di pensare al matrimonio, no? Lì è carriera, devi fare la tua carriera, non puoi pensare al matrimonio.
Però è una gran vetrina, naturalmente anche noi abbiamo il negozio, ci serve a far comunicare internazionalmente che ci sei, quello assolutamente sì. Ecco, so che noi intanto stiamo anche vedendo delle bellissime immagini. Qui per esempio? Qui siamo alla conferenza DOC che facciamo ogni mese con i vari associati nuovi che presentiamo e consegniamo il cosiddetto tesoretto, che comprende la tessera associativa, la spilla, i biglietti da visita, tutti i gadget che servono a ogni persona. Per essere dei veri doc. Esattamente. Ecco, vi svelo un segreto, questa foto in realtà ci serviva come tempo tecnico perché Fernanda è andata a prendere questa torta meravigliosa. Allora, questa che abbiamo qui sul bancone è una wedding cake stupenda che però non si mangia, giusto? Sì, realmente l'abbiamo fatto in velocità stamattina, quindi... Questa non si mangia, quella da mangiare noi qui ce l'abbiamo e ringraziamo ancora, Franco Ruzza, ecco, Mappa, ringraziamo davvero per questa torta, sicuramente da tutti noi di Chiacchiere e Caffè sarà estremamente apprezzata. Adesso faremo un brindisi sempre con il vino DOC, ovviamente. Io davvero ringrazio Mauro Belcaro di essere tornato nuovamente mio ospite. Mi raccomando, tienici aggiornate su tutte quante queste attività fashion che anche noi vogliamo diventare DOC. Ringrazio tantissimo Fernanda e Nuna per essere state quest'oggi con noi. Purtroppo anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, o meglio per fortuna perché io mi mangio la torta, perciò vi do l'appuntamento a domani. Un bacio a tutti, arrivederci. Grazie mille. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Every